Sono qui per cercare un po' di bellezza in questo tempo di difficoltà e Treviso ha una bella proposta artistica di bellezza. Ripartire dalla bellezza e scrollarsi di dosso il brutto periodo, questa è la volontà della prima visitatrice a varcare la soglia dei musei civici riaperti al pubblico dopo un lungo stop. Le iniziative si moltiplicano sia al polo espositivo di Santa Caterina sia al Museo Bailo e si torna a respirare cultura con 2 mostre prorogate fino al 16 maggio. La mostra che vedete alle mie spalle è gratuita di Massimo Saretta, che racconta le province venete durante il lockdown, una mostra molto bella. Un'altra mostra gratuita anche al Museo Bailo dedicata a Hausbrandt e i manifesti pubblicitari più belli della storia del brand. Fruire del bello si potrà anche con le modalità inedite come il tè al chiostro grande. Si potrà prendere il tè al museo a Santa Caterina in compagnia di personaggi illustri che verranno intervistati. Il primo appuntamento è con Alessandro Marzamagno e Manuzio e la storia della stampa. Poi l'appuntamento con le grandi mostre dal 12 giugno. Apre anche Santa Margherita, quindi la nuova sede del Museo Collezione Salce, quindi un appuntamento di livello nazionale, con Renato Casaro e i più bei manifesti della storia del cinema. E una ricca programmazione estiva in cui i musei arriveranno nelle piazze con l'estate incantata. Un'altra bella novità, le piste teatrali ambientate al museo, quindi dove gli attori interagiranno con le opere d'arte, quindi ci saranno questa novità sempre con le visite gratuite. I 2 poli espositivi resteranno aperti da martedì a venerdì in orario 10-18 e nel fine settimana con ingresso solo su prenotazione.